In via di principio, l'economia non conosce confini. Questo significa che la presenza dei confini non viene avvertita a livello dell'Unione Europea, ma naturalmente la loro presenza viene sentita soprattutto nelle questioni amministrative, nelle procedure necessarie per far vivere appieno una determinata attività commerciale, quando si ha a che fare con un appaltatore proveniente da un altro Stato che esercita l'attività in un determinato settore. La Camera di Commercio del Litorale presta consulenze da 2 anni ormai a numerose imprese italiane che sono interessate ad investire o lavorare in Slovenia. Si rivolgono a noi anche le imprese provenienti dalla Slovenia interessate a svolgere l'attività in Italia. Benché si tratti di 2 stati contermini, le condizioni per svolgere l'attività economica sono molto diverse nelle 2 realtà. I datori di lavoro italiani, e naturalmente gli appaltatori sloveni, come subappaltatori a loro volta di imprese italiane o appaltatori di determinati servizi in Italia, si rivolgono naturalmente a noi con le domande relative alla documentazione necessaria, ma anche di avere contatti di agenti che sono una figura normalmente richiesta in Italia, e va detto che si tratta di una peculiarità nell'Unione Europea. In tali casi diamo ovviamente a loro il contatto dei nostri colleghi in Italia, quelli dell'Unione Economica Regionale Slovena, nei casi in cui i collaboratori della Camera di Commercio non conoscono sufficientemente bene la materia. Al contrario, le imprese italiane si rivolgono naturalmente a noi chiedendo delle condizioni e modalità di svolgere l'attività in Slovenia. Siamo in grado di raccontare loro dettagliatamente e rappresentare la situazione economica dal punto di vista fiscale, occupazionale, formativo ed altri aspetti ancora. Naturalmente agevolerebbe le assunzioni per i datori di lavoro e anche l'attività economica transfrontaliera, equiparare o tradurre le condizioni necessarie per prestare un determinato servizio al di là del confine nell'altro Stato, o assumere personale e anche distaccare il proprio personale dallo Stato contermine. In questo settore l'amministrazione e la burocrazia hanno per il momento ancora il ruolo prevalente. Sarebbe nostro obiettivo agevolare tutte queste attività e liberalizzarle, poiché in fin dei conti l'Europa è basata sui principi del libero scambio dei beni, delle persone, dei servizi e del capitale, e se vengono in questo segmento posti impedimenti o ostacoli di carattere amministrativo e altro ancora, un tanto non si avverrà, ed è nostra volontà liberare questi meccanismi, avvicinarsi il più possibile ai datori di lavoro, e quindi questo territorio, chiamiamolo transfrontaliero, diventerà grazie a questo ancora più unitario e integrato, interconnesso, efficace e di successo.